Secondo l'ONU, e in particolare il massimo organo di studio degli eventi climatici, l'IPCC, nell'ultimo rapporto 2022, ha definito che se non interveniamo immediatamente sul cambiamento climatico, nel 2100 il Mediterraneo sarà più alto rispetto ad oggi di 70-80 centimetri. Allora lei capisce benissimo che quando si parla di Venezia, quando si parla di laguna, dobbiamo stare attentissimi a quello che dobbiamo fare. Grazie a Dio l'intervento che abbiamo fatto ha bloccato la possibilità di espansione delle trivellazioni di fronte a Venezia. Per il momento dunque Venezia è salva dalle trivellazioni che potrebbero impattare negativamente sulla sua condizione già estremamente fragile e delicata. Lo sostiene l'ex senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, intervenuto nei nostri studi. Il Mose ora sta proteggendo la città dalle maree, ma evidenzia Ferrazzi c'è molto altro da fare. Serve un intervento ad ampio raggio sulla salvaguardia della laguna. Serve per esempio chiudere il protocollo fanghi, il piano morfologico e tanti altri interventi di sistema.